Secondo giorno di lavoro per gli artisti che a Montevago hanno aderito al progetto Street Art curato da alcune associazioni con il sostegno dell'amministrazione comunale, che ha come obiettivo quello di realizzare un'opera artistica dipingendo il muro del campo sportivo della cittadina, situato nel cuore della Montevago antica che fu colpita dal terremoto. Dopo la pennellata del primo cittadino Margherita Larrocca a Ruvolo, ora è la volta dei pittori. Noi come associazione ci occupiamo, abbiamo la sede a Palermo e ci occupiamo di rigenerazione urbana. In questo caso, in collaborazione con le associazioni locali e l'amministrazione del comune, siamo stati invitati, diciamo, a far sì che fare da ponte a livello, diciamo, locale, quindi siciliano, e connettere gli artisti. Racconteremo la storia con questo muro, la storia di Montevago e del territorio, ma quello che si vuole è anche, diciamo, liberare anche un po' questo territorio da questa storia anche molto, alle volte anche molto pesante, no? Quindi quello che poi uno si ricorda del Belice e del terremoto, invece c'è molto altro. Quindi sì, il terremoto fa parte della storia, ma raccontiamo anche altro, quello che c'è, quello che ha da raccontare questo territorio. Quindi incontrare gli abitanti, incontrare le associazioni che si occupano e vivono e rendono vivo il luogo è importante così. Insieme a altri 3 artisti, Collettivo FX, i Mangiatori di Patate e Zeno, quello che vogliamo andare a realizzare è un pochino raccontare un pochino la storia di Montevago, partendo appunto prima dalle origini storiche, dalle battaglie greche che si sono susseguite, dalla colonizzazione araba, fino appunto alla fondazione poi della città nel 1600, agli eventi tragici del terremoto e poi a quello che invece ha una spinta anche futura, ecco, di quello che sarà anche poi nel futuro. Quindi un po', diciamo, le tematiche sono queste, che verranno realizzate un po' comunque prendendo ispirazione dai racconti che andremo a sentire nei prossimi giorni, dal luogo stesso in cui comunque staremo per la prossima settimana. L'idea nasce da una democrazia partecipata. 3 associazioni del Comune di Montevago nell'anno 2017 hanno presentato una proposta progettuale al Comune per poter valorizzare il vecchio centro. Già alcune opere sono state fatte, quali la sistemazione degli ingressi sia del vecchio centro ma anche del nuovo centro, con l'installazione delle installazioni artistiche del Comune di Montevago, con la scritta Comune di Montevago e Montevago città termale. La valorizzazione di alcuni punti del vecchio centro tramite l'illuminazione artistica, e questo programma anche si inserisce, il progetto Riscossa, all'interno di questo più ampio progetto. Il Comune di Montevago lo ha accolto molto volentieri, in quanto valorizzare gli artisti e valorizzare soprattutto luoghi che fino adesso hanno rappresentato luoghi di degrado urbano è un grande passo in avanti e rappresenta anche un guardare al futuro per tutta la nostra comunità.